Ciao Lorenzo. Quanto paghi? Io poi mi metto in piedi.
Buongiorno e bentrovati. Fra pochi istanti avrà inizio un breve momento di preghiera che ci aiuterà a prepararci alla Pasqua. È un modo inconsueto per unirci in preghiera, come lo sono state le lezioni online di queste settimane. Ciò che conta, tuttavia, lo sappiamo bene, è che ci siamo e anche se solo virtualmente tutti entriamo nel cenacolo, il cuore della nostra scuola. Le nostre voci nella preghiera diventino una sola. Portiamo davanti alla croce di Gesù tutte le persone che ci sono care, le nostre famiglie, i compagni, gli amici, i docenti, il personale amministrativo e ausiliario. Mettiamoci alla scuola del Cristo, servo obbediente, fedele al Padre e all'uomo, fino alla morte di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci dona la sua pace, sia con tutti voi e con il tuo spirito. Cari studenti, genitori e professori, fino a poche settimane fa mai avremmo immaginato di trovarci in una situazione come quella che stiamo vivendo. Siamo scossi per quanto avviene accanto a noi, addolorati per il presente, preoccupati per il futuro. È passata in fretta questa Quaresima
Tutti all'inizio della Quaresima ci saremmo augurati che passasse in fretta, perché ci saremmo aspettati di trascorrere insieme questa Pasqua, di tornare presto alla vita ordinaria, dove la scuola occupa tanto spazio nelle nostre giornate. E invece ci è chiesta ancora pazienza, rispetto delle regole per proteggere noi stessi e gli altri, prudenza. Tuttavia non ci perdiamo d'animo. Siamo lo stesso uniti anche nella preghiera. Sentiamo in noi il desiderio grande di un abbraccio di fraternità e di amicizia. Gesù ci ricorda che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, non a parole, ma con i fatti. La testimonianza più potente è il suo accettare la croce come segno tangibile del suo donarsi a ciascuno di noi. Mettiamoci dunque in ascolto della sua parola. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri. Viviamo qualche istante di silenzio per meditare il Vangelo appena ascoltato. In questa pausa, nel cuore della nostra giornata,
ci siamo incontrati con una delle pagine più intense del Vangelo, tratta dal discorso di addio che Gesù, il Maestro, rivolge ai suoi discepoli nell'intimità del cenacolo. Anche la cappella in cui ci troviamo, lo sapete bene, è chiamata cenacolo, per cui queste parole del Signore acquistano per noi un significato ancora più profondo e vero. Il cenacolo è l'aula scelta da Gesù dopo le lezioni itineranti dei 3 anni precedenti per insegnare le cose più profonde, le più importanti, proprio come fa ogni insegnante al termine di un anno o di un percorso scolastico. Questa lezione troverà tra qualche giorno il suo apice sulla cattedra della croce. Essa può riassumersi in 5 verbi che si implicano vicendevolmente: rimanere, osservare, chiedere, portare frutto, amare. Attraverso questi verbi lasciamo allora risuonare in noi alcuni pensieri che ci richiamano il mistero pasquale nel quale ci stiamo immergendo e ci aiutano anche ad interpretare evangelicamente il tempo che stiamo vivendo. Il primo verbo, rimanere, è un verbo che, ahimè, conosciamo bene in questo periodo, ormai divenuto un ritornello quasi martellante come il ticchettio dell'orologio: rimanete in casa. Ma rimanere nel linguaggio del Vangelo è molto di più che stare. Rimanere dice il prendere dimora, l'abitare. Ricordate il racconto del primo incontro di Gesù con Andrea e Giovanni. Rimasero con lui nella sua casa. E poi la preghiera dei 2 di Emmaus a quel pellegrino le cui parole avevano fatto ardere il loro cuore: rimani con noi perché si fa sera. Nel discorso di Gesù, rimanere significa dunque dimorare nella relazione con il Padre e per noi, attraverso di Lui, prendere dimora in Dio e entrare nella sua stessa vita. Gesù, da buon maestro, spiega il difficile con un linguaggio facile che attinge dall'esperienza, utilizzando la metafora della vite e dei tralci. Questa è la forza del discepolo: rimanere nella sapienza del Maestro, attingere da lui la linfa vitale. Ma noi siamo chiamati a rimanere anche nel nostro qui e ora, a non scappare di fronte alla realtà nella quale ci troviamo, a vivere con coerenza e senso di responsabilità questa vita che ci è data, anche con le sue contraddizioni, con i suoi traumi, le sue brutture. E rimanendo in Dio e al contempo, in questo nostro tempo, noi diventiamo a nostra volta tralci dell'unica vite, che fanno passare la linfa anche a chi sembra non averne più. Il secondo verbo, osservare. Come rimanere è di più che stare, così osservare è ben di più del semplice vedere. Significa guardare, esaminare, considerare con attenzione, e rimanda all'effetto che è quello di custodire. Parlo soprattutto a chi studia greco. Nell'originale del Vangelo, appunto in greco, è utilizzato il verbo tereo, in latino servare. Osservare le parole, i comandamenti di Gesù, significa farli nostri, considerarli un tesoro da custodire e proteggere con le nostre scelte e le nostre azioni. Di fronte alla tragedia che stiamo vivendo, il rischio, anche a causa dell'enorme frastuono mediatico, è che vediamo senza osservare, che tutto ci scorra via e non siamo capaci di custodire. In questa società dell'immagine fugace impariamo di nuovo a trattenere, anche attraverso il nostro sguardo, i segni della storia, della nostra storia personale e di quella di tutta l'umanità. Terzo verbo, chiedere. Gesù dice ai suoi che nel suo nome potranno chiedere quel che vorranno e sarà loro dato. La nostra preghiera in questo tempo di pandemia è soprattutto un chiedere.
Chiediamo certo la guarigione per i malati, la protezione per noi e i nostri cari, la forza per chi è in prima linea nel tentativo di alleviare le sofferenze umane e nell'assumere le decisioni per il bene comune. Chiediamo di poter presto uscire dalle nostre case, di tornare alla normalità, anche di tornare a scuola. Non trasformiamo tuttavia Dio in un tappabuchi, a quello che sa metterci la pezza quando nessun altro riesce a rattoppare lo strappo. Domandiamogli piuttosto ciò che più ci è necessario: la capacità di resistere alla tentazione della disperazione, la forza di sperare, l'audacia dell'amare, la disponibilità a donare. In una parola, la fede, come apertura di tutto il nostro io alla presenza di Dio in noi. Penultimo verbo, portare frutto. Chiedere la fede, vivere la fede, è la premessa per portare frutto, anche in questa situazione così sconvolgente. Nel capitolo 5 della lettera ai Galati, San Paolo ci ricorda che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. È ciò di cui abbiamo oggi maggiormente bisogno. È l'antidoto, il vaccino contro il virus dell'indifferenza. Quante occasioni per realizzare tutto questo nelle nostre giornate. Mi permetto di richiamarvi in particolare la pazienza, nell'accettare i tanti limiti che per la salute nostra e di tutti ci vengono imposti, la fedeltà ai nostri piccoli doveri quotidiani. Pensiamo per i ragazzi a rimanere alcune ore davanti al video a seguire le lezioni, con impegno, con concentrazione. La mansuetudine e l'autocontrollo, indispensabili nella coabitazione dentro alle nostre case. Il frutto bello e maturo è la disponibilità di molti di voi nei piccoli servizi e anche in quelli più grandi. Penso ad esempio a chi è impegnato nella protezione civile, nella Croce Rossa o nella Croce Verde, nella comunità di Sant'Egidio o nella Caritas. Qualcuno di voi ragazzi che studia medicina in questi giorni mi ha scritto un messaggio. Ve lo leggo. Vorrei già essere al fianco di quei medici e di quegli infermieri che lottano contro questa brutta bestia. Mi sento irritato. E io a lui ho risposto: tu sei al tuo posto. Metticela tutta nello studio. Oggi a te è chiesto questo. Domani questo tuo impegno ti permetterà di salvare tante vite umane. Tutto questo, cari amici, significa amare. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Siamo al quinto verbo. Credo appunto che non ci sia declinazione più significativa oggi del verbo amare di quello che vediamo fare a tanti medici, infermieri, volontari, anonimi e riconoscibili perché nascosti dagli scafandri, che offrono la loro vita, facendo dell'amicizia verso l'altro non la scelta elitaria, ma l'essenza della loro stessa vita. E così vale per chi porta il peso del bene pubblico, per chi con fedeltà svolge il suo lavoro senza mollare, per quanti con pazienza a casa si esercitano nell'arte del perdono e del portare gioia ai propri cari. Amare vuol dire avere il cuore grande e aperto. Mi permetto allora di rivolgervi un invito. Il giorno di Pasqua pensate a come far sentire il vostro bene ad una persona che è in difficoltà. Oggi c'è tanto bisogno di tutto. Insieme ai vostri genitori trovate tutto. A loro va un grande grazie. Un ospedale da aiutare, le cucine popolari attraverso cui la nostra diocesi continua a dar da mangiare a tanti, sempre di più in queste settimane, che non hanno più nulla. Alla Caritas, impegnata nell'accoglienza di chi non ha più un tetto dove ripararsi. Sant'Egidio, che ogni giorno porta decine di borse della spesa ad anziani soli e senza aiuti. Il centro del servizio volontariato che vive in modo inatteso l'anno di Padova, capitale del volontariato. Tutte realtà che trovano coordinamento nel progetto del comune #per Padova io ci sono.
attraverso internet. Andate a vedere di che cosa si tratta e mettete le ali alla vostra generosa creatività. So che ne siete capaci. Cari ragazzi, nell'attraversare il dolore del venerdì e il silenzio del sabato santo, lasciamoci riscaldare il cuore dalle parole che oggi Gesù ci ha consegnato. In questo cenacolo facciamo le nostre. Giungeremo così alla domenica di Pasqua, quando il risorto ci chiamerà per nome come fece nel giardino con Maria di Magdala. Ci chiederà di confermare la nostra fede insieme a Tommaso, mettendo la nostra mano nelle sue piaghe che sono le piaghe dell'umanità. Si accontenterà del nostro umile "ti voglio bene", come quello di Simon Pietro, per perdonare i nostri tradimenti. Si farà nostro compagno, laddove la strada verso Emmaus diventerà più impervia. Allora anche noi, come i tuoi discepoli, gli diremo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Ed egli, nell'intimità della nostra casa, spezzerà ancora il pane e i nostri occhi lo riconosceranno. Così potremo tornare nella nostra Gerusalemme, la scuola, il lavoro, la parrocchia, i luoghi dello sport, alla nostra quotidianità e raccontare ciò che ci ha detto lungo la strada, testimoni del Vangelo della Pasqua. Per cambiare, non aspettiamo che passi il coronavirus, lasciamoci piuttosto cambiare da colui che ha vinto la morte, rendendoci nuovi. Molti di voi sanno che prima che tutto questo iniziasse sono stato a Gerusalemme. Proprio l'ultimo giorno ho avuto la possibilità di entrare, anche se fugacemente, nel Santo Sepolcro e lì ho acceso per ciascuno di voi e per le vostre famiglie una piccola candela di cera profumata. Alcune sono riuscito anche a portarle a casa. Sono qui che vi aspettano. È un segno di affetto, un segno per dirvi buona Pasqua. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. La tua volontà si compie in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Affido l'anima mia alle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza riserve, con una confidenza infinita, perché tu sei mio Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio in ogni pericolo. Rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi che con fede ti supplichiamo nella tribolazione e concedi l'eterno riposo ai defunti, sollievo a chi piange, salute agli ammalati, pace a chi muore, forza agli operatori sanitari, spirito di sapienza ai governanti e a tutti noi l'animo di accostarsi con amore a te per vivere in eterno la Pasqua del tuo Figlio e glorificare insieme il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi colmi della sua misericordia. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulla nostra scuola e con noi rimanga sempre. Amen. Prima degli auguri del preside ci rivolgiamo a Maria
pregando insieme un canto che abbiamo imparato in questi anni, in questi mesi, e vuole essere la nostra preghiera confidente a colei che sempre ci aiuta. Ave Maria, Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. donna del sorriso e madre del silenzio, Ora pro nobis. donna di frontiera e madre dell'amore, Ora pro nobis. donna del riposo e madre del sentiero, Ora pro nobis. Ave Maria. donna del deserto e madre del destino, Ora pro nobis. donna della sera e madre del ricordo, Ora pro nobis. donna del presente e madre del ritorno, Ora pro nobis. donna della terra e madre dell'amore, Ora pro nobis. Ave Maria. Ave Maria. A tutti buongiorno, solo qualche parola per un saluto e per un augurio. Un saluto sicuramente affettuoso e nostalgico. I professori di greco ci spiegano che la nostalgia, come tutte le algie, dice un dolore, un dispiacere. Questa, la nostalgia, è il dispiacere, il dolore per il ritorno che non c'è, che non sappiamo quando sia, il ritorno che desideriamo. Abbiamo tutti il desiderio di rincontrarci nelle nostre aule, nel nostro bel Barbarigo, che in questi giorni è pieno di fiori, è pieno di luce, ma senza i ragazzi è tutta un'altra cosa. E quindi un saluto affettuoso a tutti gli studenti, studentesse e genitori, ai professori, a quanti sono collegati in questo momento e a quanti avranno modo di vedere questa preghiera, di cui ringrazio Don Lorenzo e chi ha collaborato con lui, Francesco Saviano in particolare e gli altri presenti e collaboranti. Un augurio che è obbligato. Buona Pasqua di famiglia, ma vorrei che l'augurio, l'auspicare il bene sia più forte dell'obbligo, della necessità. L'opportunità sia per tutti, grandi e piccoli, un'occasione di bene e di crescita. Sotto al termine augurio ci sta sempre questo concetto della crescita. Auguro a tutti voi ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, anche gli universitari eventualmente,
di scoprire in questa Pasqua, in questi giorni di convivenza più stretta con i vostri genitori, qualche motivo per volere loro più bene e per dire grazie. Cercate davvero di scoprire questo in queste ore, in questi giorni insieme. A Pasqua o anche a Pasquetta, va sempre bene. A voi genitori auguro di cogliere, di trovare nei vostri figlioli qualche motivo di fiducia in più e dire: guarda, sta crescendo, è più responsabile, ha perfino studiato in questi giorni, si è dato da fare, ha pensato a qualche gesto di bene, ci ha proposto una rinuncia per un'occasione di carità, di volontariato, di assistenza. Ecco, auguro a tutti davvero che sia una Pasqua di famiglia vissuta al meglio. I 5 verbi che Don Lorenzo ha ben spiegato ci accompagnino e ci portino davvero alla benedizione del Signore. Buona Pasqua a tutti, di cuore davvero. Grazie per questo momento e salutiamo anche Don Alberto e forse anche Don Floriano che sono collegati con noi. Anche loro vi salutano tutti e vi mandano un abbraccio grande.